sui mercati mondiali di gruppi asiatici ed europei. Noi stiamo parlando di un insediamento che riguarda Taranto, Genova, Novi Ligure, Racconigi, Marghera, impianti di Verona, Vicenza, forni elettrici, piccoli impianti siderurgici in molte aree del nord. Ma è chiaro che per quello che ci riguarda occorre questa congiunzione lavoro-salute. Ma quello che sicuramente occorre fare è di dare certezza e sicurezza che nessuno di questi due elementi verrà smarrito né nell'azione del Governo né da parte del Parlamento. Grazie onorevole Ventura. Ha chiesto la parola l'onorevole Lanzarin. Prego. Sì, grazie Presidente. Signor Ministro, noi condividiamo molta parte dell'intervento, l'abbiamo ribadito anche in altre sedi, ossia ci siamo sempre espressi per la tutela della salute, per la tutela dell'occupazione, per il risanamento ambientale. E questi devono essere principi, però che sono dei principi che devono essere sacrosanti, rispettati, ma devono essere rispettati per tutti i siti che versano in condizioni di questo tipo. E quindi non solo nei confronti di un sito importante come quello dell'Ilva che stiamo affrontando oggi e che sicuramente deve essere risolto, deve trovare una sua risoluzione proprio per non permettere ai lavoratori di poter garantire il proprio posto di lavoro, per poter permettere ai cittadini che abitano e gravitano nelle zone circostanti di poter vivere in un ambiente sano e quindi mettere in atto tutte quelle che sono le iniziative che sono state messe in atto e che devono essere messe in atto per la bonifica, per il ripristino. Quindi noi condividiamo l'impostazione sicuramente che la nuova autorizzazione integrata ambientale deve essere applicata, però al tempo stesso devono essere applicate delle nuove disposizioni che vanno a salvaguardare tutti i siti, che vanno a salvaguardare per quanto riguarda la tutela alla salute e soprattutto il rispetto ambientale. Quindi dobbiamo mettere in campo delle iniziative che vadano appunto a risolvere tutte le questioni che sono in itinere e che sono tante, lo sappiamo, nel nostro Paese. Noi sicuramente condividiamo questa impostazione, non condividiamo qualora ci fossero interventi di altro tipo, ossia interventi da parte dello Stato, quindi contributi, finanziamenti, anche altre questioni, perché crediamo che non sia un modo per risolvere il problema, ma il modo per risolvere il problema è quello che ci sia una politica industriale seria, ci sia un piano di interventi straordinario da parte della ditta che deve intervenire e deve fare quegli interventi, tutti gli interventi necessari per mettere in sicurezza il sito, per mettere in sicurezza i lavoratori che lavorano lì e le persone che abitano le vicinanze. Noi dobbiamo sicuramente agire in questa forma senza altre forme, perché questa è la forma più giusta, è una forma che non diventa quindi una forma se no sperequativa rispetto ad altre situazioni. Crediamo che deve essere sicuramente salvaguardato un comparto importante come questo e anche qui bisogna capire qual è la politica anche di questo governo rispetto a un settore importante come quello dell'acciaio. Lei ha parlato giustamente nel suo intervento di visione integrata dei problemi, quindi rispetto ai problemi ambientali, ai problemi industriali dello sviluppo. Però al tempo stesso allora se dobbiamo avere una visione integrata dei problemi dobbiamo avere anche una visione integrata e salvaguardare le realtà e quindi il famoso problema dei dazi, il famoso problema dei prezzi che non sono competitivi rispetto ad altre realtà e quindi anche su questo credo che il governo deve mettere mano e deve fare una politica che sia una politica industriale, puntuale, una politica specifica, al tempo stesso una politica ambientale che vada in questa direzione. Quindi dobbiamo mettere in campo tutte quelle che sono iniziative, gli enti locali devono assolutamente rispondere delle proprie responsabilità, quindi dal comune, dalla provincia, da chi nel corso degli anni ha anche visto il crescere di questa situazione ma non ha fatto niente per risolvere la problematica.
L'autorizzazione nuova integrata sicuramente con tutte le prescrizioni che sono state messe in atto andrà a risolvere problematiche ambientali e di salute, ma deve essere qualcosa che deve essere poi trasferito a tutte le realtà. Ci deve essere quindi una politica chiara, una politica che vada a investire su quelle che sono le misure ambientali rispetto anche ad altri siti che gravitano nel Paese e che si trovano nelle stesse condizioni. Noi nel mese di agosto, nel mese di settembre c'è stato il famoso decreto, che era un decreto che, l'abbiamo ripetuto, non voleva parlare assolutamente di bonifica o di occupazione o di tutela dei lavoratori, ma era un decreto che secondo noi andava solo a risolvere le aree demaniali e quindi a iniziare quel protocollo d'intesa, insomma, che doveva già essere attuativo, quindi non c'era bisogno di quel protocollo d'intesa. Nuovamente adesso si annuncia un nuovo decreto che dovrebbe quindi rafforzare quella che è l'autorizzazione integrale ambientata. Sicuramente non si va nella posizione e nella direzione giusta, bisogna, ripeto, salvaguardare la salute, bisogna salvaguardare l'occupazione, ma bisogna soprattutto mettere in campo delle politiche industriali e ambientali che valgano per tutti i territori e per tutti i siti di questo tipo, ma soprattutto la proprietà deve avere coscienza e mettere in atto un piano degli interventi che vadano in questa direzione. Grazie onorevole Lanzarin. Ha chiesto la parola l'onorevole Ruggeri. Prego. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, credo che sia superfluo ricordare in questa sede la complessità e la drammaticità della vicenda dell'Ilva di Taranto, soprattutto per le sue ricadute sanitarie, ambientali ed occupazionali e per le sue conseguenze concrete sul destino di decine di migliaia di lavoratori e delle loro famiglie, ma anche dell'intera città pugliese. Né credo che ci sia bisogno di ricordare il contributo dell'Ilva sul futuro della siderurgia in Italia e dunque sull'economia italiana. Tutti noi in questi mesi di dibattito parlamentare in quest'Aula abbiamo appreso come l'Ilva rappresenti un asset strategico nazionale che soddisfa il 40% del fabbisogno di acciaio del Paese, un polo industriale la cui chiusura avrebbe come effetto un danno di quasi 9 miliardi di euro, la perdita di decine di migliaia di posti di lavoro, senza contare i riflessi su tutta la filiera dell'acciaio e quelli più generali su tutta l'economia nazionale in un momento di così grave crisi. Il Parlamento si era già occupato con solerzia e rigore per trovare insieme al Governo un percorso che portasse al risanamento della situazione ambientale nel pieno rispetto delle esigenze dell'economia. Solo il 26 ottobre